Ieri Giustina Destro, onorevole del PDL, giustificava il suo non voto di fiducia al governo del Premier con la delusione nei confronti di Berlusconi per il suo non agire di fronte ai problemi del Paese. I problemi sono molti, le persone hanno bisogno di scelte immediate e di importanti decisioni che devono essere prese in pochissime ore, non c'è più tempo da aspettare. La sua decisione, come quella dell'onorevole Gava, ha immediatamente scatenato le reazioni nel partito. Il direttivo regionale ieri sera ha subito espresso il suo voto favorevole all'espulsione di entrambi dal Popolo delle Libertà. Sulla stessa linea anche il gruppo del PDL in Consiglio regionale. Io credo che un parlamentare che venisse eletto chiedendo fiducia agli elettori, chiedendola guardandoli negli occhi, se cambia cavallo in corsa, se cambia partito, io credo che abbia difficoltà a guardare ancora negli occhi quelle persone. Il destino di entrambi però sarebbe nelle mani del segretario nazionale del partito, Angelino Alfano, che proprio oggi da Peschiera del Garda ha commentato la decisione dei due onorevoli come passaggio politico molto grave. Ma anche a livello locale non mancano le reazioni più o meno piccate, a partire dall'onorevole Ascerto, ieri in stampelle a Roma pur di votare la fiducia, e oggi commenta così l'uscita della sua vice coordinatrice provinciale Giustina Destro. È più una questione di immagine, visto che lei era comunque un personaggio padovano, continua a essere un personaggio padovano, chissà quale strade ha preso, io spero che siano strade fortunate. A parte la delusione personale, da un punto di vista locale nulla cambia, continua Ascerto, se non fra 2 mesi. Fra 2 mesi ci sarà il congresso cittadino dove la base sceglierà i suoi riferimenti.